5.000 stamane allo stadio comunale di Musile per lo straziante addio a Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni che vi abbiamo raccontato in diretta. All'invocazione del parroco non restiamo prigionieri del buio di quella notte. Ti aspetterò per tutta la vita, le parole commosse di Ilaria, sorella di Riccardo, che nello schianto ha perso anche gli amici più cari. Tantissimi giovani alla funerale, Eleonora, Leonardo, Giovanni, Riccardo, ci mancate già moltissimo, non vi dimenticheremo mai. Contrasto al lavoro irregolare, operazione della Guardia di Finanza di Vittorio Veneto, 2 ristoratori scoperti, maxi multa e attività sospesa. Autonomia, domani nuovo vertice a Roma, ma le altissime tensioni tra Lega e 5 Stelle mettono a rischio tutto. Salvini annuncia che non ci sarà. Il ministro Erika Stefani no ai minestroni, altrimenti si discute al bar. Scontro tra Casugana e Contarina sulla manutenzione del verde dei canali. Stamattina confronto tra Sindaco e direttore dell'azienda, annunciato un potenziamento del personale. Nelle ore in cui diventa legge il cosiddetto codice rosso, che punisce più severamente i responsabili di reati contro le donne, Assemblea giudica l'Alta, il Comune ha invitato gli uomini ad indirizzare ad altri uomini un messaggio antiviolenza. Questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Buonasera dal TG di Treviso. Eleonora, Leonardo, Giovanni e Riccardo. Nella copertina di questo telegiornale le foto, le immagini e la musica scelti dai familiari e dagli amici dei 4 ragazzi morti nel tragico incidente a Jesolo. Immagini proiettate nel giorno dell'addio, il giorno dei funerali allo stadio di Musile di Piave. Una cerimonia con oltre 5.000 persone che vi abbiamo raccontato questa mattina in diretta, e quindi riveliamo l'addio straziante nel primo servizio. È questa una delle immagini che da sole raccontano il dolore dell'ultimo addio ai 4 ragazzi vittime dell'incidente di sabato notte sulla Jesolana. Il dolore della sorella di Riccardo Laugeni, che non si è quasi mai staccata dal feretro. I volti delle mamme, segnati dalla disperazione, le lacrime degli amici sono tanti istantanee della cerimonia che si è svolta questa mattina nel campo sportivo di Musile di Piave. Davvero troppe, 5.000 persone per la parrocchiale del paese, persone che già dalle 9 si sono presentate ai cancelli del campo sportivo. I feretri partiti dall'ospedale di Jesolo sono entrati nella struttura poco dopo le 10, anticipati dai gonfaloni delle 4 comunità in lutto, Musile, San Donà, Jesolo e Novinta di Piave. Ad attendere Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Giovanni Mattiuzzo e Riccardo Laugeni, il presidente della regione Luca Zaia, a testimoniare la vicinanza di tutti i veneti alle famiglie colpite da una disperazione così profonda, diventata abissale, quando, prima dell'inizio della cerimonia religiosa, Giorgia Diral, unica sopravvissuta, ha letto la sua lettera al fidanzato Riccardo che non c'è più. E poi è stata seguita dai fratelli, degli amici, dei 4 giovani scomparsi.
Un dolore immenso che Monsignor Adriano Cevolotto, vicario del Vescovo, che ha presieduto l'ufficio religioso, ha cercato di mitigare nel corso della sua omelia. Sembra quasi che sia ancora notte, che siamo avvolti dalle tenebre. Sembra appunto di brancolare nel buio. Tante domande senza risposte. Con fatica riusciamo a uscire da quel buio, da quella notte, proprio perché erano innamorati della vita. A noi è chiesto di vivere la nostra vita fino in fondo, con intensità. È proprio vero che c'è più vita che giorni. È vero che da domenica tutto cambia, tutto è cambiato, ma non è finito tutto. E tra i partecipanti c'era il giovane che con la sua auto ha cercato di tirare su quella finita nel canale. E c'erano anche i 5 kosovari che si sono lanciati nell'acqua, portando a riva Giorgia, per poi estrarre anche gli altri 4 ragazzi nell'estremo tentativo di salvarli. Al termine della cerimonia, toccante il video con i volti sorridenti di questi giovani falciati dalla morte, ma ancor di più l'ultima testimonianza della sorella di Giovanni Mattiuzzo. Tu, Giovanni, eri il miglior fratello che potevo desiderare. Hai lasciato un vuoto incolmabile. Io ti ho amato più della mia vita e ti porterò dentro il mio cuore per sempre. Prega per noi, per favore, perché siamo persi senza di te. Ed ora le parole di Ilaria, sorella di Riccardo, in una lettera di intensa commozione. Potrei scriverti tantissime parole, ma non saranno delle lettere messe assieme a farmi sentire di nuovo le tue labbra sulla mia guancia. Quando hai bisogno di me chiamami, che li prenderò a botte io. Così mi dicevi e vorrei che lo facessi ancora. Non sono perfetta, Ricky, lo so. Sono stata assente. Ho rischiato la vita per 3 anni togliendoci tempo per stare assieme. Però non ti ho mai lasciato. Non ho mai pensato di lasciarti. E sono sicura che neanche tu avresti mai voluto lasciare noi. Forse eri troppo concentrato a proteggere gli altri e non ti sei protetto abbastanza in quel maledetto giorno. I tuoi gesti valevano più di 1000 parole, Ricky, ed io ho solo paura di dimenticarti, di dimenticare i tuoi abbracci e di non sentirmi più come mi facevi sentire tu. Sei il regalo più bello che mi sia mai stato fatto. Tu mi hai vista nascere ed io ti ho visto morire. Ma le cose belle non si vivono, bensì si sentono. Quindi fatti sentire, Ricky. Prenditi il tuo tempo. Io ti aspetto e se non ci metterai troppo, ti aspetterò tutta la vita. Dimmi dove ed io mi farò trovare. E poi rimarrò lì per sempre, così se e quando vorrai potrai ritornare da me. Ti prego, Ricky, stringimi, abbracciami, baciami. E dimmi ancora che sono la tua piccolina. Te lo prometto che io vivrò per te, vivrò per noi e vivrò per il nostro amore. Fai buon viaggio, piccola grande aquila. E tantissimi i ragazzi, gli amici che hanno voluto dire addio ai 4 giovani morti nello schianto. Sentiamo le loro parole. Sono fiera, fierissima, di poter dire che accanto a te non avresti potuto avere persone più pure. Mentre a me non resta altro che ringraziarli, a noi non resta altro che ringraziarli, perché sono fiera di poter dire che abbiamo avuto la miglior compagna di viaggio che potessimo desiderare. Tu non sei mai stata sdolcinata, mai, neanche un minuto. Però, e ti sento mentre ci prendi in giro adesso, ma noi te lo diciamo
e ti vogliamo bene, tanto tanto. Ciao Giovanni, vai e insegna agli angeli a tirare i tuoi missili su punizione. Sarà impossibile dimenticarti. Personalmente, di Leonardo, ricordo quando mi diceva: Rudy, ma come si fa a stare una settimana senza gli amici? Io se non vi vedo una volta al giorno impazzisco. Ricordo quando sognava di andare a Dubai e mi diceva: Ru, so che tu verresti con me. Ricordo che quando eravamo in gruppo te ne uscivi sempre con proposte indecenti, del tipo: per 100.000 euro faresti questa determinata cosa che è meglio non citare. Non lo so se l'avrei fatta, Leo, ma so che per averti qua darei tutto quello che ho. E dopo l'impressionante numero di incidenti che si sono verificati negli ultimi giorni in tutta Italia, il capo della polizia ha chiesto di intensificare i controlli sulle strade alla polizia stradale. Sentiamo. Un'estate drammatica, quella del 2019 sulle strade del Veneto, che hanno visto, specie negli ultimi giorni, una vera e propria impennata degli incidenti mortali. Le 4 giovani vite stroncate sulla Jesolana, i 3 motociclisti morti nella Marca nell'ultima settimana, una lunga scia di sangue che preoccupa anche le istituzioni, tanto da far intervenire il capo della polizia. Proprio in questi giorni il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, ha chiesto un'intensificazione della nostra presenza sul territorio, a noi come tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, proprio in virtù di un weekend davvero tragico per l'incidentalità in Italia, e purtroppo noi a Treviso non facciamo eccezione, nel senso che stiamo vivendo sicuramente un inizio di estate, una primavera, un inizio estate davvero pessimo dal punto di vista della mortalità, e quindi è necessario un intervento in più. Sulle strade verranno quindi potenziati i controlli, peraltro già intensificati nel periodo estivo, sia nelle serate e notti dei fine settimana, sia nei giorni di grande traffico per l'esodo dei vacanzieri. Ma, continua a ribadire la Polstrada, la repressione, pur necessaria, da sola non basta. Dobbiamo sempre ricordarci che la parte importante nella riduzione dell'incidentalità e delle vittime sta nella prevenzione, non nella repressione. I controlli e massima attenzione alla sicurezza contraddistingueranno anche l'edizione 2019 del Festival Suoni di Marca, al via questa sera sulle mura di Treviso. La manifestazione al Bastione San Marco proseguirà fino al 4 agosto con serate in cui è previsto un notevole afflusso di pubblico, tra queste il 29 luglio con i Village People, il 30 con Max Gazzè, impegnate nei controlli per garantire che l'evento si svolga senza intoppi, oltre alla polizia municipale, anche tutte le forze dell'ordine che ovviamente controlleranno anche le strade, soprattutto all'uscita. Continuiamo con la cronaca: contrasto al lavoro irregolare, operazione della Guardia di Finanza di Vittorio Veneto. Sentite che cosa è emerso. 8 lavoratori in nero nella trattoria, 7 sempre in nero e 46 irregolari nel ristorante pizzeria, che peraltro non aveva presentato dichiarazione dei redditi né pagato tasse e IVA. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Vittorio Veneto nell'ambito di una serie di accertamenti intensificati dopo l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza. È un obiettivo particolarmente di quest'anno del Comando Generale della Guardia di Finanza, anche in vista evidentemente del reddito di cittadinanza che viene elargito e che evidentemente presuppone che sia incompatibile con un lavoratore in nero. Nel caso della trattoria, che l'anno scorso aveva 4 dipendenti, ad insospettire i finanzieri è stato il gran via vai di clienti, soprattutto lavoratori che andavano a mangiare lì nella pausa pranzo. È stato rilevato che questa impresa aveva a pranzo una notevole clientela. Fatti 2 riscontri con le banche dati in uso al corpo, abbiamo rilevato che
questa impresa non aveva praticamente nessun dipendente. Quindi... Le 8 persone, 2 thailandesi e 6 italiani che lavoravano tra tavoli e fornelli erano dunque completamente in nero. Al titolare è stata comminata una maxi sanzione e contestualmente gli è stato intimato di regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori, per i quali è scattato l'obbligo di assunzione per un periodo non inferiore a 3 mesi. Intanto l'attività è stata sospesa. Come sospesa è stata l'attività del secondo locale, un ristorante pizzeria dove i finanzieri hanno scoperto altri 7 lavoratori completamente in nero ed ulteriori 46 dipendenti che percepivano parte delle retribuzioni fuori busta. In questo secondo caso, diciamo, l'intervento era stato pianificato principalmente perché il soggetto non presentava le dichiarazioni fiscali, finiva le imposte dirette, e in esito al quale poi è stato anche denunciato e segnalato alla locale Procura della Repubblica per omessa dichiarazione. Accertato l'occultamento di incassi per oltre 2 milioni di euro, oltre a 220.000 euro di IVA non versata. Scontro tra Casugana e Contarina sulla manutenzione del verde e dei canali. Questa mattina confronto tra sindaco e il direttore dell'azienda, che ha annunciato un potenziamento del personale per far fronte alle problematiche evidenziate dal comune. Insoddisfazione per il servizio di sfalcio dell'erba e di pulizia dei canali, convocazione di un tavolo urgente e richiesta di un serio e responsabile cambio di marcia da parte di Contarina. Dopo la dura presa di posizione pubblica del sindaco Mario Conte e il confronto aperto in mattinata con l'azienda che si occupa della manutenzione del verde, si è finalmente trovata la quadra. Abbiamo preso atto della situazione, che in questo momento era un po' critica, consapevoli che c'è stato un maggio particolarmente piovoso e di tutta una serie di problematiche, quindi non imputabili sicuramente a Contarina, però era necessario appunto trovare delle soluzioni per far sì che il servizio di manutenzione del verde fosse soddisfacente. Abbiamo trovato ampia disponibilità da parte di Contarina, la quale già dai prossimi giorni incrementerà le squadre messe a disposizione del nostro territorio comunale, passando da 4 a 7, e quindi ci saranno da 15 operatori a 25. Un potenziamento che per il sindaco Conte dovrebbe consentire a breve di risolvere i vari problemi di incuria riscontrati in città nelle ultime settimane. Nel giro di 10-15 giorni torneremo a regime e quindi rientreremo nella programmazione ordinaria e corretta per far sì che il nostro verde sia sempre curato e regolare. Una soluzione si è trovata anche per la pulizia dei canali. Abbiamo trovato la soluzione anche per i canali. Già da domani comincerà la manutenzione dei fossati e dei canali, partiremo dal centro storico e poi ci sposteremo nei quartieri, e quindi, come dicevamo, nel giro di 15 giorni tutto rientrerà. Linea alla regia, ora per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in studio con l'edizione trevigiana del TG di Antenna 3. Nelle ore in cui diventa legge il codice rosso che punisce più severamente i responsabili di reati contro le donne, a San Biagio di Callalta il Comune ha invitato gli uomini ad indirizzare agli altri uomini un messaggio anti-violenza. Vediamo. Da uomo a uomo è il titolo, perché sono gli uomini che parlano agli altri uomini, mettendoci la loro faccia, di violenza di genere e di pari opportunità. 45 volti maschili rappresentativi del territorio comunale, uomini che parlano agli altri uomini, perché le donne si ritrovano fin troppo spesso ad affrontare solo tra loro il tema della violenza domestica, senza riuscire a intercettare chi quella violenza la mette in pratica. A San Biagio di Callalta il Comune, su idea dell'assessore Cancian, ha deciso di creare dei totem su cui compariranno testimonial d'eccezione, sindaco Cappelletto compreso. Abbiamo coinvolto presidenti di associazioni culturali, sportive, ricreative, i nostri parroci, che ringrazio, l'ex dirigente scolastico Francesco Codello, commercianti, baristi, barbieri, ma anche semplicemente tutti quegli uomini che si sono messi a disposizione e al servizio della comunità proprio per diffondere questo messaggio. C'è ancora un forte maschilismo molto forte che prima o poi le donne riusciranno a combattere, dai. Non solo le donne in questo caso? No, assolutissimamente, con il nostro aiuto speriamo di aiutare. L'opportunità che abbiamo noi uomini
devono averle anche le donne e non ci deve essere assolutamente nessuna differenza. I totem saranno esposti per la prima volta a inizio agosto alla Sagra di Rovarè. I totem verranno posizionati all'interno di manifestazioni e di eventi che hanno un riscontro nel territorio, e quando non saranno posizionati in queste manifestazioni li posizioneremo all'interno delle nostre scuole. E continuiamo a parlare di donne e della loro salute. Ci si può iscrivere fino ad un'ora prima della partenza, c'è ancora tempo dunque per partecipare alla Notte Rosa di Oderzo, la corsa serale non competitiva dedicata alle donne per raccogliere fondi a favore della LILT. Partenza domani sera, venerdì alle 20. Vediamo. Le iscrizioni sono aperte fino all'ultimo perché ogni risorsa è utile per l'ILT, e quindi Nuova Atletica Tre Comuni si impegna a tenere aperte le iscrizioni fino all'ultimo momento. L'obiettivo 5.000 è stato raggiunto. Non si ferma la corsa delle donne contro il cancro. In 5.000 scenderanno in strada per colorare di rosa la notte di Oderzo. La seconda edizione della Notte Rosa si preannuncia già da record, superando di quasi 1 migliaio di adesioni quella inaugurale. Nonne, mamme, bambine, generazioni di donne provenienti dalla Marca, ma non solo, animeranno la corsa non competitiva che per una sera illuminerà di rosa tutto il centro della città. Mi piace sottolineare che la grande novità dell'edizione Opitergina, prima e seconda, è quella di svolgere una manifestazione notturna. Possiamo così godere della bellezza della nostra città, esaltata dalle luci della sera e esaltata anche da questo rosa fosforescente che invaderà l'intera città. Alla manifestazione, organizzata dall'Atletica Tre Comuni e dalla LILT in collaborazione con l'amministrazione comunale, si può correre o camminare, non serve essere atlete, basta avere un paio di scarpe comode e la voglia di partecipare. Madrina della serata l'attrice Monica Vallerini, correranno anche le sindache di Oderzo, Maria Scardellato, e di Ponte di Piave, Paola Roma. L'anno scorso è stato acquistato un ecografo portatile, anche quest'anno la Notte Rosa è abbinata ad un importante progetto di solidarietà a favore della LILT di Oderzo. Per contribuire a partecipare a quelli che sono gli obiettivi che ha la LILT di promuovere la prevenzione e di assistere i pazienti, per cui in questo caso è l'acquisizione di un furgone attrezzato per il trasporto dei malati oncologici alle terapie. 2 i percorsi da 5 e 8 chilometri, start alle 20 da Piazza Stefanele e arrivo in Piazza Grande nel cuore di Oderzo, dove la corsa rosa si concluderà con una festa per tutte le partecipanti. Le ceneri del generale Iroso, ultimo mulo in servizio ad un corpo militare alpino, morto ultra quarantenne lo scorso aprile, saranno deposte domani alle 18 alla base del monumento alle penne nere presso la Pieve di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Per impegni istituzionali il governatore del Veneto Luca Zaia non ci potrà essere, ma ha mandato un messaggio a chi parteciperà. Iroso merita sicuramente di essere considerato un vecchio alpino per quanto rappresentato per le penne nere, ma io lo sento anche come un vecchio amico, scrive Zaia, ho quindi un motivo in più per ringraziare e mandare un sincero saluto a tutti coloro che domani parteciperanno alla tumulazione di Iroso, mulo che rimarrà un simbolo nella storia delle nostre truppe alpine e del Veneto. Vi ricordo come sempre la nostra rubrica dedicata alle segnalazioni di voi telespettatori, lo dico ad antenna, i contatti li vedete in sovraimpressione, redazione @antena3.it per le mail, 0422023830 898 per quanto riguarda i messaggi vocali da lasciare alla segreteria telefonica e poi 351 1755 340 per gli sms e i messaggi WhatsApp. Ed ora, come sempre, la nostra pagina dedicata alle notizie da Belluno e provincia. Hanno scelto per il proprio figlio l'istruzione parentale, cioè la scuola a casa, ed in attesa di essere autorizzati 2 genitori hanno deciso di non fargli frequentare le lezioni all'istituto comprensivo della Sinistra Piave, cui il bambino era iscritto. Per questo motivo ora la coppia rischia di perdere la potestà genitoriale sulla prole. Sentiamo.
È al centro di un procedimento in corso di fronte al Tribunale dei minori di Venezia e ruota attorno al tema dell'istruzione parentale il caso di una coppia residente in un comune della Sinistra Piave, nel Bellunese, che rischia di perdere la potestà genitoriale nei confronti dei propri figli. L'istruzione parentale, cioè la scuola a casa, è prevista dalla legge ed è stata richiesta da 2 genitori per il loro figlio quasi 14enne che frequentava la scuola media. Ad orientare la coppia verso questa opportunità presunti disturbi dell'apprendimento del figlio, che per questo pare vivesse male l'ambiente scolastico fatto di scherno da parte dei compagni e di note degli insegnanti. Prima dell'inizio della scuola la famiglia chiede al dirigente scolastico di poter usufruire dell'istruzione parentale, sulla quale sia l'istituzione che il sindaco del comune di residenza degli interessati debbono vigilare. All'apertura dell'anno scolastico 2018-2019 la famiglia decide di non mandare a scuola il figlio. Le assenze ingiustificate vengono segnalate al sindaco. Nel momento in cui abbiamo ricevuto la segnalazione abbiamo attivato quello che erano le procedure previste con degli incontri prima tra l'assessore competente e la responsabile dell'ufficio servizi sociali, poi con un incontro anche con il sottoscritto. Pure l'ultimo tentativo, un richiamo formale ai genitori invitati a presentare il ragazzino a scuola, è caduto nel vuoto e così inevitabilmente è partita una segnalazione alle autorità competenti. Abbiamo solo ed esclusivamente segnalato a coloro che sono in qualche modo si devono occupare della tutela dei minori, quindi all'ufficio competente dell'US e quindi anche al Tribunale dei minori per le decisioni poi successive. La segnalazione ha messo in moto il procedimento giudiziario. Entrambi i genitori sono stati sentiti dal giudice del Tribunale dei minori di Venezia come parti interessate. Lunedì scorso l'audizione del ragazzino alla presenza del legale della famiglia. L'ultima parola al giudice, cui spetta di accertare se sussista o meno pregiudizio nei confronti dei figli minori della coppia, oltre all'adolescente una bimba in età di scuola dell'infanzia che non frequenta perché non in regola con le vaccinazioni. Una battaglia legale in punta di diritto, dall'esito al momento sconosciuto, ma che sta già facendo discutere. Botta e risposta tra operatori economici ed amministrazione comunale sul futuro del Neve Gallo. O pubblico e privato trovano un'intesa su una nuova società o lo spettro del De Profundis per il Colle Bellunese è alle porte. Perché non sappiamo del nostro futuro, soprattutto non c'è quello che a noi manca, o che almeno non sappiamo, diciamo il dialogo tra le istituzioni, che possa essere comune, provincia, regione. Soffriamo invece il fatto di non avere strutture ricettive adeguate proprio sul colle, e il problema degli impianti di risalita, che come è noto sono in grande affanno e che quindi, se non esisterà un'alternativa, rischieranno di chiudere. È una partita aperta quella sul futuro del Neve Gallo, ma il risultato è quanto mai incerto, perché pare manchino i presupposti per un auspicabile rilancio del Colle Bellunese. Da un lato il cambio del quadro normativo, che dal 2015 ha impedito ai comuni di ripianare le perdite delle società partecipate, un dettaglio tecnico che improvvisamente ha fatto mancare l'apporto dell'amministrazione bellunese, che per decenni ha ripianato i debiti accumulati dagli impianti di risalita, tant'è che tutt'oggi Palazzo Rosso sta pagando i mutui accesi per coprire le perdite. Dall'altro la mancanza di dialogo denunciata dagli operatori economici del Colle. Noi sicuramente siamo la parte attiva, la parte economica che può fare anche la differenza, che però fino adesso non siamo stati interpellati. Il Comune è disponibile a mettere €500.000 in una nuova società, non perché non ci vada bene l'Alpe Neve Gallo, ma perché normativamente non è possibile entrare nell'Alpe Neve Gallo. La Regione sta lavorando a un business plan molto ambizioso, il Comune guarda a una nuova società. In mezzo c'è stata per la prima volta anche una manifestazione in piazza a sostegno del Colle Bellunese. Nel frattempo le settimane passano e oramai oltre la boa della metà di luglio si dovrebbe già essere all'opera per la programmazione della stagione invernale. Quella appena passata è andata bene. Alla scuola di sci nell'ultimo anno sono stati avviati alla pratica 3.600 bambini che in assenza di un futuro dovranno migrare verso le altre stazioni sciistiche bellunesi. Io credo che Neve Gallo sia una stazione importantissima per lo scenario veneto, bellunese, è di supporto a tutte le altre stazioni limitrofe. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio tra pochissimo a 20:10, si tornerà a parlare del dramma dei 4 giovani deceduti nell'incidente l'altra notte a Jesolo, oggi nel giorno dell'ultimo saluto. È tutto dunque, come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al Meteo.
Poche novità rispetto ai giorni scorsi, avremo sempre un tempo pressoché stabile, ma non si esclude una certa variabilità, in particolare sui settori alpini. Ecco il dettaglio di venerdì 19 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio più nubi con qualche veloce temporale sui monti bellunesi, mentre altrove si manterrà in genere stabile. Temperature stazionarie con minime tra 16 e 21 gradi, massime comprese invece tra 26 e 29 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove il sole sarà protagonista al mattino. Col passare delle ore saranno possibili occasionali acquazzoni un po' su tutta la nostra regione, in esaurimento comunque entro la serata. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.